C'entro anch'io, c'entro anch'io. Di nuovo c'entro anch'io, aguzzate la vista, la vedete la tomba del cane là dietro? No, non si vede? Non si vede, ma c'è, state tranquilli. È il Tep Le Galantom, questo è il detto popolare che vi raccontiamo oggi. Da Castelvedere a Castagnato, solo belle presenze. In questo momento siamo in compagnia del signor Aldo. Aldo. Senta signor Aldo, lei è della zona, qui frequenta Castelvedere? Sì, frequento parecchio. Benissimo Aldo, lei è bresciano, insomma, perlomeno insomma, non della provincia, della città. Sì. Allora, qui è il Tep Le Galantom, caro signor Aldo, è il Tep Le Galantom, cioè? Traduciamo in italiano, vabbè, facile, no? Il tempo è... Galantuomo. È galantuomo. E che vuol dire questo secondo lei? Che insomma, col il tempo che può fare? Metti in difficoltà. Nelle situazioni magari un po' difficili, magari doloroso, poi è il Tep Le Galantom, come dire, il tempo che può fare? Sistema tutto, no? Sì, sicuramente il tempo sistema tutto, però in questo momento è un po'... Oltre al tempo ci vuole anche un po' di pazienza, un po' di speranza, insomma. Bravo, Lei Aldo di cosa si occupa? Io sono pensionato, Vabbè, da tanto? 5 anni. E prima che faceva? Prima facevo, come si dice, metalmeccanico. Ed ora c'è il signor Giacomo, vero? Bravo Giacomo! Giacomo Gino. Giacomo Gino. Jack Gino. Gino, sì, dica. E la chiamano Giacomo Gino. Tutti e due. Perché mia mamma mi ha dato tutti e due i nomi. Senta Giacomo Gino, e lei di che si occupa? Io Ora pensionato? sono in pensione. Però è quel pensionato che non sta fermo sulla poltrona va a vedere i cantieri. Lei è ancora attivo, vero Giacomo Gino? Sì. No, non riesco a stare fermo. È da buon Nel mio essere. bresciano, insomma lei è della zona, qui conosce Castelvedere? Ospitaletto. Quindi a due passi da Castelvedere Cioccolauso qui a Castagnato. Senta Giacomo Gino, è il Tep Le Galantom, l'ha mai sentito? Il Tep Le Galantom. Sì, il tempo è un galantuomo. Che vuol dire questo? Cosa insegna secondo lei questo detto? Che il tempo insegna a vivere. È un filosofo Giacomo Gino, bravo. C'è da prendere appunti quando parla. Sì. Siamo qui in compagnia della signora Rosita? Rosita, ma Rosita è un nome spagnolo, no? Che Sì, ma sono bresciana. brescianissima, di che zona, signora? Castagnato. A Castagnato, quindi a due passi, quindi a Castelvedere Cioccolauso. Vabbè, ci si trova bene, è venuta a far colazione, insomma. Sì. Senta Rosita, allora qui c'è un proverbio, provi a leggerlo, dai, non è difficile, scusi, non È il Tep Le Galantom. dai, facile, no? Sì. Cioè, traduciamolo prima in lingua italiana. Che il tempo è gentiluomo. E che vuol dire che il tempo è gentiluomo, insomma? È gentiluomo, è carino, è gentile. Quindi anche il passare del tempo a lei non la spaventa, sa, come uomini, donne che invecchiando dicono adesso arriveranno i capelli bianchi, la rughetta non è il suo caso, Rosita, Sì, è proprio il mio caso, però arriva e bisogna tenerselo. Lei di che si occupa, signora Rosita? È lavoratrice, pensionata? Lavoro in casa di riposo, faccio l'ausiliaria. Benissimo, dai, allora un caro saluto a lei e a tutti gli ospiti della casa di riposo, i colleghi. Colleghi e tutti i miei nonni. Il Tep Le Galantom, il trascorrere del tempo, aggiusta ogni evento, riconosce le ragioni, i torti e medica i dolori e le ferite dell'anima. Invece il tempo a nostra disposizione finisce qui. Alla prossima, arrivederci.